botteghe come teatri, artigiani un po' artisti e artisti un po' artigiani. E allora non stupitevi se ascolterete musica lirica in pasticceria o assisterete ad uno spettacolo di danza in una stamperia. Questo è il senso di uno scambio d'arte, cultura e produttività tout court del territorio che parte il 29 gennaio con il primo degli eventi della rassegna artigiani che si protrarrà fino ad aprile. Ospiteremo Olga Scalone, che è una cantante del nostro territorio e ci farà una serie di canzoni, insomma, una proposta intitolata Malamore, nel quale si va un po' negli ultimi anni, dagli anni 80 o anche prima dagli anni 60 verso fino agli anni recenti, insomma, per vedere come gli artisti hanno cantato l'amore. Nel pensare il palinsesto mi sono reso conto che alcune di queste aziende avevano già in mente degli artisti da coinvolgere. Questo significa, secondo me, avere anche già un'attenzione attivata rispetto al territorio. Nato da un'idea della CNA in collaborazione con il Teatro del Pane e l'associazione La Torre Disegnata, ha l'obiettivo di aprire le porte ai professionisti dello spettacolo al momento fermi per le restrizioni anti-Covid e al contempo permettere alle aziende un ritorno di immagine. Hanno apprezzato la possibilità di comunicarsi in maniera diversa, abbracciando appunto e stringendosi la mano con un artista del territorio che in qualche maniera permette all'azienda comunque di mostrarsi in un'ottica diversa. Il tutto sarà trasmesso in diretta live il venerdì alle 18:30 sulle pagine Facebook della CNA.